Sono Ninni e oggi preparo le arancine. Ninni lives in Aci San Filippo near Catania. In this area of Sicily, arancini are pointed. Se ne mette un chilo di riso, mette 2 litri di acqua. And arancini are stuffed and deep-fried rice balls. Sembrava. Ninni cooks arborio rice using 2 vegetable stock cubes to flavour the water. Se una ha tempo. If you can afford saffron, add a sachet now. Questo è bollito nell'acqua e poi mette un panetto di burro all'ultimo. Once the rice is cooked and the water absorbed, Ninni adds plenty of butter while the rice is still very hot. The rice has to cool completely for at least 4 hours, so she has already prepared some. To make the ragu, Ninni dices celery, carrot and onion. She softens the mixture in a little olive oil. Ninni works at a butcher's where her minced pork comes from. She stirs through some tomato concentrate, followed by white wine. Sale. E pepe. This has to cook very slowly for several hours, at the end of which Ninni adds some peas. Quando devo fare il ragù, all'una lo scendo perché poi lo metto basso e cucina lentamente. E infatti qua sentono tutti odori. Ma alle 7 di mattina comincia c'è sciau. E che cosa vuoi? Se cucina di mattina. Metti caso, all'improvviso deve uscire, tu c'hai il pranzo pronto. So she has already made the ragu she's using for the arancini. She mixes in a thick bechamel sauce. This needs to be cold before making the arancini. Ninni uses a melting cheese similar to caciocavallo. She covers the palm of one hand with rice, places a slice of cheese on top, followed by a spoonful of the meat sauce. Then she closes it with a palmful of rice with the other hand. The palms come together as you would in prayer. Infatti vendono l'attrezzo per fare l'arancini. Che fare? Per me vanno bene così. Ora poi man mano si modellano quando si mette nella mollina. The rice needs to be patted and molded into a cone shape. Apparently, it's meant to look like Mount Etna, and the filling is the lava. Così si colora pure. Con riso man mano, quello prendiamo. Ninni dunks each arancino in beaten egg. She coats them in fine breadcrumbs. Io sono felicissima oggi. Con tutto questo tè sono nel mio mondo. E non ci posso fare niente più forte di me. Mia figlia fa, ma sei sola che deve cucinare? Io cucino, non ti preoccupare, cucino. Brava. E divido con i vicini. Ninni loves cooking and is always giving food to friends, family and neighbours. Forza! Ninni deep fries the arancini in vegetable oil. They should be golden brown and crunchy. Io mi faccio i gnocchi, mi faccio i tagliatelle, mi faccio tutto. Io non compro niente, la crema, pasticcera, torte per compleanni. Oggi è una bellissima giornata per me, anche che sto lavorando non mi interessa. This takes about 10 minutes for this kind of size. Ah, non tutti la facciamo uguali, eh? Poi? Gli arancini sono pronti, sono di Ninni e sono buone da mangiare. Buon appetito! And the Pasta Grannies team had them for supper at the airport. Buon appetito! Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.